Raffica di furti un po' in tutti i comuni del comprensorio, soprattutto nelle ultime settimane. È successo anche a Nove ed è proprio a Nove il sindaco Rebellato che ha lanciato l'ipotesi di organizzare una sorta di ronde da parte dei cittadini per cercare di frenare, di bloccare, limitare questi episodi criminosi. Abbiamo sentito chi vive e lavora a Nove cosa ne pensa. La vedo una cosa importante da farlo perché siamo tutti a rischio anche il nostro lavoro, siamo al 99% sempre a rischio di furti. Mi sembra una sconfitta un po' per le istituzioni anche questo. Perché dici? Che diritto hanno i cittadini e che strumenti potrebbero avere? Nessuna, quindi non mi sembra proprio il caso. Io la vedrei molto bene, però non so adesso chi si offre volontario per fare questa cosa. È un'idea buona, perché in tutti i paesi ormai ci sono rapine alla notte. Ma lei la farebbe una ronda? Io la ronda la farei senza problema. Però dice bisogna strutturarla in maniera intelligente. Che io sia protetto se vedo un atto di violenza nelle case degli altri. Sarebbe anche una bella idea, però anche voi una investitura che sia una divisa, se no purtroppo caschiamo sempre in basso. La ronda a cosa serve? Se vediamo i ladri dobbiamo solo scappare, perché se per caso tu gli fai qualcosa a un ladro, passi dalla parte del torto. Perciò, signori, è meglio di scappare e basta. Le ronde non è facile, bisogna sempre stare attenti se c'è gente strana che gira in giro, che passa in giro, però solo quello. Potrebbero essere utili, però bisogna stare attenti che siano nel rispetto della legalità, perché altrimenti diventa un po' di giustizia fai da te e non va bene. Io la vedo bene perché è disposto a farle le ronde, però, perché non tutti si prestano, vero? Dovrebbe essere lo Stato che fa queste cose, mica i cittadini.